La risposta sanitaria è stata valida e l'ondata straordinaria di caldo non ha creato una situazione emergenziale. Antonio Zampogna, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, fa un bilancio dell'attività sanitaria dei medici generali, in merito alle criticità determinate dal caldo intenso e dalla situazione di grave emergenza, in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Effettivamente abbiamo avuto delle ondate di caldo forse inaspettate, comunque direi che la risposta sanitaria c'è stata, è stata valida, i nostri anziani forse non avevano quella, e noi stessi non eravamo preparati come è successo nel 2003 e quindi diciamo che siamo riusciti a tamponare comunque con i consigli che di solito diamo, a tamponare questa ondata e quindi anche gli eventuali effetti collaterali. Come è andata la settimana di Ferragosto anche con quello che è accaduto a Genova, quindi non solo il caldo, ma c'è stata anche l'emergenza del crollo del ponte? Ma guardi, noi abbiamo cercato da subito, proprio nell'immediato, abbiamo cercato di essere presenti. Io come segretario provinciale della Fimice ho invitato i colleghi genovesi già all'1 alle 2 del pomeriggio del 14 a tenere gli studi aperti anche se prefestivo. I colleghi genovesi hanno risposto veramente in modo encomiabile e la stessa cosa. Addirittura alcuni studi sono rimasti aperti anche il giorno del 15 perché abbiamo voluto così, oltre che dare un segno di vicinanza alla popolazione che è stata comunque colpita dal disastro, anche la vicinanza ai colleghi che più di noi hanno avuto un impegno al pronto soccorso e quindi abbiamo cercato in questo modo di essere presenti sul territorio per evitare accessi impropri al pronto soccorso o comunque se non impropri comunque con delle patologie che sicuramente abbiamo potuto risolvere direttamente nei nostri studi.